Tra loro intercorrono 94 anni di differenza. Il giovanotto che vedete nelle immagini si chiama Liborio Triassi e ieri, circondato dall'affetto dei suoi familiari, ha spento 104 candeline. Nato il 16 settembre del 1907 a Cattolica Eraclea, ma residente a Favara, è uno dei più longevi abitanti della città dell'Agnello Pasquale. Nonno Liborio, qual è il segreto per arrivare a 104 anni? Ci vuole dire come. 104 anni. Mi ci vicino a arrivare. Lavorato come una bestia, che era agricoltore. E travagliava a notte o giorno per te. Cosa mangiava? Mangiava pane a carduna, pane al latte. Chi si mangiava? A quanti anni vuole arrivare? Non è che vuole Dio. Nel 1940 sposa cattolica Leonarda Lo Bianco. Dalla loro unione sono nati 4 figli. Sempre presente, si interessava dei figli, di tutti i problemi, cose sempre. Cioè, non ha mai lasciato correre. Poveri e onesti, mai sfruttare situazioni extra per avere un facile guadagno. Ci ha insegnato a lavorare, a guadagnarci il pane con il nostro sudore. Sempre ci ha dato la possibilità dell'avvenire, facendoci studiare, conseguendo la laurea. È un suocero in gamba, gli sono sempre stato vicino, anche perché ho sempre sperato che questa longevità potesse essere contagiosa. Mi sono informato con qualche medico e mi ha detto che non è una cosa contagiosa. Ho parlato con padre Pasquale, ho detto: padre Pasquale, come si fa per ottenere la grazia che ha ottenuto mio suocero di questa longevità? Padre Pasquale mi disse: se io lo sapessi, prima di tutto lo chiederei al Signore per me, poi per i miei parenti e poi per i parrocchiani. Nonostante l'età, gode ancora di una buona salute, anche se ha qualche problemino di udito. È ancora lucido, soprattutto quando ricorda i tempi passati. Mi ricordo cose, i tempi di guerra, di quando fu la guerra 15-18. Parenti e amici si sono recati in chiesa per assistere alla messa e subito dopo si sono recati al ristorante per festeggiarlo.